Quando sono diventato sindaco nel 2018 la città aveva un impianto di illuminazione vetusto, tant'è che erano innumerevoli le segnalazioni da parte dei cittadini di intere vie che rimanevano con un temporale al buio. Abbiamo cominciato un percorso di analisi, di studio, di progettazione che ci ha portato oggi a cominciare una riqualificazione luminosa di tutta la città. Devo dire che arriviamo oggi in realtà perché abbiamo perso 2 anni a causa di un ricorso che poi è stato vinto dal Comune di Treviso, e quindi grazie a Eurogroup e A2A oggi diamo una luce nuova alla città di Treviso. Significa 13.000 nuovi corpi illuminanti, 66 chilometri di linee nuove con i quadri elettrici nuovi, e sono 1.850 i pali che verranno sostituiti, quindi addio ai vecchi pali di cemento con i nuovi pali. Il tutto questo comporterà un risparmio del 58% in bolletta, che per gli appassionati delle politiche green corrisponde a un bosco di circa 7.000 alberi. Quindi un risultato da un punto di vista ambientale, da un punto di vista finanziario con un risparmio netto in bolletta, ma soprattutto da un punto di vista della sicurezza per i nostri cittadini, tant'è che anche il sindaco tutte le sere va a allenarsi attraverso la sua corsetta nelle vie illuminate della città che oggi si presentano davvero in modo assolutamente bello, sicuro e luminoso.